Sesta corsa è una condizionata per buoni 3 anni, corsa dedicata a Renzo Maccaferri. Sono in 7 al via, 1 a Teco degli Dei, Federico Esposito, 2 a Verla Jet, Roberto Andreghetti, 3 Athos dei Greppi, Antonio Di Nardo, 4 Azimuth Griff, Roberto Vecchione, 5 Augurio P, Andrea Farolfi, 6 Anastasia Trio, Marco Stefani, in seconda fila 7 Atlantide, Massimo Barbini. Tutta rete la prima fila. Parte piano Azimuth Griff. Stacco della macchina, veloci Augurio P e Anastasia Trio, ma di dentro sono svelti anche Ateco degli Dei e Averla Jet. Alla fine l'allievo di Federico Esposito che rimane al comando, mentre Roberto Andreghetti si accoda al secondo con la femmina davanti ad Anastasia Trio, mentre è rimasta all'esterno Augurio P che ora cerca di sistemarsi quarto. Intanto 14-2 i primi 200 metri da parte del figlio di Mago d'Amore che conduce davanti a Verla Jet, Anastasia Trio, Auguri OP. Poi vediamo al largo Azimuth Griff, la cui schiena viene presa da Massimo Barbini con Atlantide. 30 secco i primi 400 metri. Siamo sulla seconda curva con in vantaggio sempre l'allievo di Alessandro Gocciadoro con in sulchi Federico Esposito. Avanza al largo Azimuth Griff, arriviamo ai 600 passati in 46,4. Ha rallentato il ritmo ora Federico Esposito. Azimuth Griff si trascina il numero 4. Scusate, all'esterno è Augurio P che si trascina Azimuth Griff, poi di fuori anche Atlantide. Il giro in 1-1-7, 15-3 qui davanti alle tribune. Avanza l'allievo di Andrea Farolfi che ha anticipato Azimuth Griff, ora arriva quasi al sediolo del battistrada. Tanto il chilometro va via in 1,17 secco con Augurio P che avvicina a Teco degli Dei, sempre a Verla Jet seconda alla corda davanti ad Anastasia Trio, poi Azimuth Griff retta di là con il figlio di Mago d'Amore che allunga, percorre la frazione in 14,6, sempre tonico al largo Augurio P, sempre a Verla Jet lì seconda alla corda, Azimuth Griff all'esterno che ora accenna la terza ruota, ancora tutto da giocare a 250 metri dalla conclusione. Ateco degli Dei in vantaggio, a Verla Jet nella sua scia che ora la destra libera, Numero ultima curva 5, passata in Augurio P, 14,9, attacca Verla Jet, cerca di reagire Ateco degli Dei, ultimi 50 metri ci prova la femmina ma Ateco degli Dei ancora buone energie per difendersi su Averla Jet, terza sbuca Anastasia Trio, 29,3 chiudere, 14,4 la retta d'arrivo, la vittoria per Ateco degli Dei, il training di Alessandro Gocciadoro, la guida di Federico Esposito per la scuderia Freedom. La vittoria in corsa di testa, la quota in chiusura per il figlio di Mago d'Amore, 1,80, buona seconda Averla Jet sempre nella scia del battistrada, mentre terza Anastasia Trio che ha corso bene lungo la corda, mentre per il quarto lotta tra Athos dei Greppi e Azimuth Griff.